Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Focus, il nostro spazio di approfondimento che oggi sarà dedicato alla tragedia di Margaret, la ragazza di 22 anni partita da Lentini per fare un intervento di rinoplastica parziale, ovvero per rifarsi la punta del naso. È arrivata in uno studio di Roma e qui in Sicilia non è più tornata. Una tragedia che ha aperto il dibattito sui rischi della chirurgia estetica low cost e della sua diffusione, della pubblicità sui social. Ne parliamo con i nostri ospiti che vi presento subito. Qui in studio con me c'è Paolo Murabito, direttore del reparto di anestesia e rianimazione del Policlinico Rodolico San Marco di Catania. Benvenuto. Buonasera a tutti. E in collegamento invece c'è Maurizio Ressa, presidente della SIPRA, che è la Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, parto proprio da lei, dottore Ressa, perché dentro questa tragedia c'è un dettaglio che ha colpito molto l'opinione pubblica, cioè che Margaret aveva trovato questo chirurgo su TikTok. Ecco, c'è un tentativo di banalizzare questi interventi che poi sono interventi a tutti gli effetti. In questo caso lei cercava, l'inserzione pubblicitaria era proprio questa, intervento mini invasivo 20 minuti, 2.800 euro. Ecco, le chiedo, c'è questo tentativo di banalizzare? Ma guardi, il problema è diciamo abbastanza importante, ormai i social, TikTok, Instagram, Facebook sono diventati dei veri e propri canali privati per ognuno di noi, e quindi ognuno può dire tutto quello che vuole, cioè nel senso, se uno deve comprare anche qualcosa, dove va prima? Va su questi social, e questo è diventato anche una priorità per non solo la chirurgia estetica ma anche per la medicina estetica. Ecco, lei invece raccomandava di avere un rapporto personale tra il paziente e il medico. Qui in questo caso non c'era stata neanche una visita preliminare, addirittura Margaret aveva inviato i risultati dell'elettrocardiogramma via WhatsApp e poi si è presentata lì poche ore prima. Sì, insomma. ma voglio dire, ma inviare per WhatsApp gli esami non è quello il problema importante. Il problema importante è che non ci sia stata una visita. Quindi una visita, il collega, diciamo, il chirurgo plastico dovrebbe visitare prima la paziente in modo tale da consigliarle il tipo di intervento che deve fare, spiegarle le complicanze, spiegarle insomma dove verrà fatto l'intervento, e chiaramente c'è da firmare un consenso informato che deve scrivere tutto quello che è stato detto dal chirurgo, e deve dare la possibilità alla paziente di fare tutte le domande possibili e immaginabili. Anche per le complicanze la paziente deve chiedere se il chirurgo si è trovato mai in quelle condizioni e che cosa ha fatto. Se lei vede sui social, la maggior parte sono tutti giovani chirurghi che possono essere dei bravissimi comunicatori. Però l'esperienza, dice lei, è un'altra cosa. Ecco, l'esperienza è un'altra cosa. Oltre all'esperienza, bisogna vedere se tecnicamente sono lo stesso, ugualmente bravi. Quindi voglio dire, io la raccomandazione che do è quella sempre di sottoporsi ad una visita e di non fidarsi dei minuti, del tempo che ci impiegano per fare un intervento, oppure di andare a casa immediatamente dopo l'intervento. Molte volte viene sempre detto l'intervento della pausa pranzo, e poi anche l'altra cosa importante è il costo. Il costo basso deve far sempre pensare, perché chiaramente un costo basso deve tenere presente che devi pagare la struttura, devi pagare l'anestesista, devi pagare l'equipe. Ecco, 2.800 euro come le sembra come costo per un intervento di questo genere? Bassissimo. Voglio dire, gli interventi al naso vanno
dai 4.500 in su, a seconda del tipo di intervento. Benissimo dottore, torneremo da lei tra poco, perché intanto volevo chiedere al dottore Paolo Murabito, che è qui con noi. In questo caso ovviamente c'è un'inchiesta aperta, lo ricordiamo, ci sono due indagati titolari di questo studio medico, padre e figlio, è stata già fatta l'autopsia, si conoscono alcuni risultati ma ovviamente non si conosce per intero. Si fanno però delle ipotesi, e cioè allergia, shock anafilattico, addirittura si parla forse di una malformazione congenita eccetera. L'anestesia locale, perché in questo caso Margaret si è sottoposta almeno all'inizio ad una anestesia locale, è sempre rischiosa? No, dico, non è sempre rischiosa, però in realtà il rischio può essere sempre dietro l'angolo. Quindi il fatto di sottoporsi a un intervento cosiddetto semplice e breve e anche a un'anestesia locale non vuol dire che comunque nella struttura non bisogna approntare tutte quelle che sono ovviamente i sistemi di sicurezza per gestire un'eventuale complicanza che può essere dietro l'angolo. Quindi è vero che magari in anestesia locale ci sono delle condizioni più favorevoli per una ripresa veloce, però ripeto, le complicanze sono dietro l'angolo e quindi bisogna essere sempre pronti a gestirla. E quali sono queste complicanze? Quali possono essere? Beh, dico, l'anestesia locale può essere gravata da alcuni tipi di rischi che vanno dalla reazione allergica, che però molto spesso viene anche diciamo, spesso considerata più grave di quello che è nella realtà, perché oggi in una struttura attrezzata è facile gestire un'eventuale complicanza allergica, però possiamo andare anche a quello che probabilmente è successo lì a Roma, anche o a una reazione da tossicità di farmaci anestetici che proprio si manifesta con la comparsa di una sintomatologia inizialmente caratterizzata da crisi convulsive o similtali e poi seguita invece da una inibizione appunto dei vari sistemi, quindi caratterizzata appunto dall'arresto respiratorio, dal coma, da un arresto cardiaco. Oppure possiamo avere anche delle crisi vagali, per esempio in soggetti giovani sono frequenti, che possono provocare un'ipotensione, una bradicardia che se non trattati in maniera precoce e appropriata possono anche evolvere in quadri ovviamente molto più severi. Quindi dico, sono tante le complicanze che possono verificarsi, ripeto, anche in interventi semplici, in soggetti giovani e in buona salute e con metodica anestesiologica appunto locoregionali, quindi non necessariamente generali. Anzi, lei mi diceva che sembra un paradosso, ma in realtà è così, che i soggetti giovani in realtà possono avere delle reazioni ancora più gravi rispetto a soggetti, diciamo... Paradossalmente con il paziente sveglio a volte assistiamo appunto a reazioni riflesse molto più violente da parte di soggetti giovani in buona salute che non in soggetti anziani, che magari iniziano in una condizione considerata peggiore, però si mantengono stabili e quindi diciamo, creano meno problemi da questo punto di vista. Quindi quello che suggerisco io, ovviamente, oltre alle competenze da parte del personale, è lavorare sempre in strutture protette con tutte le caratteristiche appunto per poter gestire eventuali complicanze. Ecco perché il dottore Ressa faceva riferimento a dei medici degni di questo titolo e con esperienza, però appunto non basta il personale, ci vogliono anche le attrezzature. Evidentemente sì, perché quando si deve gestire una complicanza, quale quello immagino sia stata appunto quella nell'ambulatorio di Roma, occorrono anche delle attrezzature, occorrono ovviamente dei defibrillatori, occorrono farmaci, occorre che la paziente abbia un accesso vascolare funzionante per poter somministrare farmaci in vena, occorre appunto un carrello delle emergenze per poter gestire le vie aeree laddove necessitasse, quindi servono tutta una serie di attrezzature che a mio avviso sono obbligatorie per qualunque tipo di intervento. Ecco, torno da lei, dottore Ressa, le chiedo, ovviamente diciamo, questo tipo di attrezzature sono in uno studio appunto attrezzato, probabilmente quello a cui purtroppo si è rivolta la povera Margaret non aveva questo tipo di attrezzature. Le chiedo però quali sono gli interventi più richiesti recentemente, perché c'è davvero un boom di interventi estetici che vanno dal più banale filler a quelli più insomma invasivi. Diciamo che nel 2023 con i dati dell'ISPRAS l'intervento più frequente è stato quello della mastoplastica additiva, cioè l'aumento del seno. Al secondo posto la blefaroplastica e poi la liposuzione, l'aumento delle labbra e al quinto posto troviamo la rinoplastica, con 18.000 interventi fatti nel 2023. Quindi sono dei numeri importanti, insomma.
molto Ecco, importanti. e che età hanno le pazienti che si rivolgono a lei, per fare un esempio? Guardi, per quanto riguarda l'età si è molto abbassata, perché purtroppo ormai noi siamo in una atmosfera dell'apparire, ormai tutte sono delle fashion blogger, tutte vogliono farsi, diciamo, il loro canale privato sui social, e quindi basta la minima imperfezione che molte volte vedono soltanto loro, e si affacciano al chirurgo plastico o al medico estetico. Il chirurgo plastico deve essere bravo professionista, deve essere anche bravo a non accettare di fare questo tipo di intervento. Ecco, mi ha anticipato, le volevo proprio chiedere questo, se lei si è trovato mai nella condizione di scoraggiare una paziente? Certo, certo. Io non opero la paziente la opero dopo averla vista 2 o 3 volte, perché chiaramente la devo vedere, innanzitutto deve essere convinta dell'intervento, perché poi, dico sempre, non si può tornare indietro. E poi se non vedo l'imperfezione, io la mando indietro, cioè dico che insomma non è il caso di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Dottore Morabito, torniamo invece, lei appunto è un anestesista rianimatore, dicevamo che non ci sono interventi a rischio zero, neanche quelli banali, per dire anche la classica punturina potrebbe essere a rischio. Beh, tecnicamente sì, rischio zero in medicina non esiste. Esistono anche dei sistemi per la valutazione dei rischi che ovviamente, come diceva il collega, nascono da una visita accurata della paziente, non si visitano mai gli esami di laboratorio o le cartelle cliniche, bisogna visitare la persona, anche valutarla da un punto di vista psicologico, quindi non soltanto appunto di salute, e anche condividere con lei quelle che sono le informazioni anche inerenti al rischio. Noi attribuiamo una classe di rischio a ciascun paziente, quindi in base anche a questo la paziente ci conferma o meno la sua volontà di sottoporsi a un intervento, ma il rischio zero non esiste in medicina, come penso da nessun'altra parte. C'è anche un dettaglio che è emerso da questa tragedia, cioè che Margaret poco prima di sottoporsi a questo intervento aveva fatto una colazione, aveva mangiato un panino ed una bibita, e poi infatti questo ha avuto ripercussioni. Ma questo è normale, ingerire degli alimenti prima anche di un intervento in anestesia locale? Beh, normale assolutamente no. Dico, oggi il digiuno preoperatorio è una delle cose che noi normalmente concordiamo e consigliamo appunto ai pazienti, consigliamo in maniera ovviamente molto importante, perché questo esporrebbe anche in corso di anestesia locoregionale, in corso di una complicanza, così come si è verificata, a del rischio appunto di polmonite ab ingestis. È vero che una paziente che però mantiene la coscienza, qualora avesse un problema, ovviamente, mi perdono il termine, vomiterebbe ovviamente al di fuori. In questo caso è chiaro che la polmonite ab ingestis è stata conseguenza però di un evento che si è verificato prima, probabilmente che ha portato a una perdita di coscienza e quindi dei riflessi delle vie respiratorie da parte della paziente, per cui ha inalato il contenuto gastrico, e questo ha esposto ovviamente la paziente poi a un'ulteriore complicanza, che è quella poi documentata anche ovviamente dai giornali e immagino anche dai periti del PM. Ecco, ha tradotto la polmonite ab ingestis, cioè appunto inalare i succhi gastrici nei polmoni, arrivano insomma nei polmoni, nei bronchi, che è quello fra le altre cose che è successo a Margaret. Allora adesso noi ci fermiamo, c'è una brevissima pausa per la pubblicità, torniamo per continuare a parlare della tragedia di Margaret, ma aggiungeremo anche il punto di vista di una psicologa tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio per continuare a parlare della tragedia di Margaret, che ci ha offerto lo spunto per parlare di quella che è diventata una sorta di psicosi, chiamiamola ossessione, questo inseguire degli standard di bellezza anche un po' omogenea. Do il benvenuto alla psicologa Valentina Gentile dell'Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo. Benvenuta, dottoressa. Ci sente? Buongiorno. Segnale audio. Allora, noi la sentiamo, se lei ci sente possiamo andare avanti in questa conversazione.
Sì, provo a mettere gli auricolari per sentirli forse in maniera più nitida. D'accordo, allora torniamo da lei tra poco. Intanto allora chiedo al dottore Ressa, che è ancora in linea con noi, in concreto che cosa suggerisce alle ragazze, quali domande fare al medico per assicurarsi che sia un medico di esperienza, che abbia le attrezzature giuste, che sia pronto alle complicanze diciamo più gravi. Quali domande fare? Allora, innanzitutto io consiglio specialmente alle giovani pazienti, se si devono sottoporre ad un intervento, di parlarne in famiglia, di parlarne con il medico curante e di trovare il chirurgo sui siti istituzionali. Cioè, un sito istituzionale è quello della Società Italiana di Chirurgia Plastica, dove cliccando cerca un chirurgo nella tua città ti dice quanti specialisti in chirurgia plastica ci sono nella tua città, e chiaramente affidarsi al prenotare una visita con il chirurgo plastico. La visita, chiaramente, nel momento in cui la paziente espone il suo problema, deve chiedere al medico in che modo può, diciamo, risolvere il suo problema. In parole povere, quale tecnica userebbe, perché chiaramente molte volte le pazienti vanno su internet e si fanno ad informare su tutti i tipi di pazienti, di tecniche, se parliamo di mastoplastica additiva, di protesi, che tipo di protesi, e quindi fare tutta una serie di domande inerenti alla tecnica che deve eseguire. Dopodiché chiaramente deve nascere un'empatia con il chirurgo. Io dico sempre, ci deve essere un'empatia con la paziente, in modo tale che la paziente si deve sentire rilassata e chiaramente voglio dire, farsi spiegare poi anche che tipo di complicanze possono accadere e chiedere al chirurgo stesso in che maniera si possono poi risolvere queste complicanze. Io alla fine della visita dico sempre alla paziente, questo è stato il nostro primo incontro, ci sarà un secondo incontro a distanza anche di una settimana, dove lei durante questa settimana ci pensa a ciò che abbiamo detto, e se ci sono altre domande che mi deve rivolgere, si riscriva su un bigliettino, in modo tale che la seconda volta lei mi fa le domande che le sono venute in mente durante questi giorni. Allora, adesso vediamo se riusciamo a parlare con la dottoressa Valentina Gentile. Dottoressa, mi sente? Sì, buonasera. Abbiamo ripristinato l'audio, quindi vi sento perfettamente. Benissimo. Allora, non so se ha seguito la prima parte della trasmissione, il dottore Ressa diceva che lui incontra più volte le pazienti per capire anche se psicologicamente sono pronte, però è vero che c'è questa ossessione di inseguire, dicevamo, degli standard di bellezza che sono poi quelli dettati dai social. Oggi abbiamo dato la notizia nei nostri TG, addirittura ci sono persino da noi, insomma, a Palermo, dei filler party in cui ci si incontra tutti assieme appassionatamente, bevendo un drink e facendosi le punturine. Ecco, è una vera e propria ossessione. Più che vera e propria ossessione, un po' credo che il trend che c'è stato negli ultimi anni sia stato una sorta di desiderio di omologazione, no? Ma che cosa significa? Soprattutto fra i giovani o i meno giovani. Ha a che fare, credo, con un bisogno di appartenenza, ha a che fare con influenza dei modelli culturali, quindi è vero quello che diceva lei, siamo sempre più in un certo qual modo, utilizzo la parola, bombardati da un tipo di bellezza che ha a che fare con determinati standard non raggiungibili. Io vedo le immagini mentre parlo della bellissima Margaret e porgo le mie più sentite condoglianze ai genitori. Quindi se da che una era parte una bella ragazza comunque, una bellezza mediterranea. bellissima veramente.
Sì, quindi io credo che al di là dell'ossessione, lei ha colto, diciamo, un tratto di un disturbo che forse non è molto noto, ma che può essere presente. Sicuramente i chirurghi sono informati, assolutamente, come diceva poc'anzi il dottore, assolutamente un rapporto empatico, una prima consulenza ne è alla base, poiché conosciamo bene il disturbo da dismorfismo corporeo o la cosiddetta dismorfofobia, no? Quindi si tratta di una condizione psicologica in cui una persona è ossessionata, quindi riprendo le sue parole, da difetti percepiti nel proprio aspetto fisico. Cioè che si vede magari, brutta anche se magari ha solo una minima imperfezione. Esatto, è un vero e proprio disturbo questo, no? Quindi che va trattato, va curato e sicuramente occorre, dal mio punto di vista, poter trasmettere dei messaggi a partire già dai social media. Si sta assistendo nell'ultimo periodo. La interrompo perché magari Sì. vediamo i nuovi trend anche fra qualche attimo. Vorrei fare un ultimo giro di dichiarazioni, intanto con Paolo Murabito. Tra le ipotesi della morte di Margaret c'è anche quella di una reazione allergica, ma una persona che si sottopone ad un intervento più o meno invasivo, più o meno grave, si chiede: ma come faccio a sapere se sono allergica? Purtroppo questa è una bella domanda, dico. È vero che esistono una serie di test che vengono effettuati prima dell'intervento, non sempre, però neanche i test possono dare delle garanzie sicure, perché abbiamo casi in cui la prima somministrazione cutanea di un eventuale farmaco o qualunque cosa non dà nessun tipo di reazione, ma anzi sensibilizza l'organismo, che poi manifesta la reazione a una seconda somministrazione. Quindi dico, al di là del fatto appunto che questi test vengono eseguiti o meno, quello che importa invece è essere sempre pronti a gestire un'eventuale complicanza allergica, che oggi, voglio dire, dico, nelle strutture attrezzate, nei complessi operatori ovviamente delle strutture ospedaliere, viene ben gestita e difficilmente rappresenta una causa di morte, e le cause di morte poi tendenzialmente sono altre. E brevemente si è parlato anche, tra le ipotesi, di una malformazione congenita cardiaca. È possibile anche questo? Anche questa come causa di morte? Questa potrebbe essere stata, diciamo, una causa che diciamo, ha scatenato quella serie di eventi, però ripeto, qui con personale formato e con una gestione corretta, secondo ovviamente le linee guida, magari si poteva lo stesso cercare di salvare la ragazza. Quindi sicuramente può essere stato un fattore di rischio che ha amplificato ovviamente il problema, però anche in questo caso una cardiopatia congenita, se gestita bene e ovviamente anche studiata prima, potrebbe essere trattata in maniera adeguata, evitando appunto purtroppo quello che è il triste epilogo a cui abbiamo assistito. Tra l'altro, restando appunto a questa storia, tra le risultanze che sono state diffuse c'è quello che la rianimazione per l'appunto non è stata, ha scritto l'ASL, né pronta né corretta, e quindi torniamo a quello che diceva lei. Io ovviamente posso rifarmi a quello che ho letto sui giornali, dico, ma da quello che ho sentito un pochettino anche dalle rilevanze del pronto soccorso presso il quale la ragazza è stata ricoverata, la condizione di arrivo già presuppone che il danno era stato instaurato, e quindi sicuramente, come immagino poi i periti andranno ad accertare, evidentemente qualcosa è andato storto nelle fasi iniziali della rianimazione. Ovviamente saranno i periti poi a dare le risposte corrette ai nostri quesiti. Certamente. Dottore Ressa, un'ultima domanda, perché so che poi dobbiamo lasciarla e che l'attendono altre interviste. Un'ultima raccomandazione che si sente di rivolgere soprattutto alle più giovani o ai più giovani, perché un dato che abbiamo è anche che sono tanti anche gli uomini che ricorrono a questo intervento. No, la raccomandazione è dire che la chirurgia plastica è una chirurgia seria, è una chirurgia a tutti gli effetti, che ti può dare delle complicanze che devono essere gestite dal chirurgo esperto che ne ha fatte, insomma, che abbia una casistica importante sugli interventi, e non essere, diciamo, affascinate dal tempo chirurgico, dalla voglia di tornare immediatamente a casa e soprattutto dal costo. Oggi si parla anche
di tanta gente che va in Albania, in Turchia per fare interventi low cost e quindi molte volte tornano in Italia con delle complicanze che chiaramente sono anche difficili da gestire. La voglio chiudere con la dottoressa Valentina Gentile, perché già stava accennando invece a questi nuovi trend che un po' ci fanno ben sperare, no? Questo è un po' un ritorno alla naturalità, alla normalità, è così? Sì, diciamo stiamo assistendo a un nuovo trend in cui la chirurgia estetica ha a che fare effettivamente con un prendersi cura, no, del proprio aspetto fisico e anche delle celebrità, a un ritorno a dei tratti più naturali che seguono i propri lineamenti piuttosto che stravolgerli, quindi anziché essere qualcun altro, ma essere se stessi, valorizzando le proprie caratteristiche. Quindi a livello psicologico mi sento anche di dire che è cruciale incoraggiare le ragazze a sviluppare una sana autostima e che la bellezza va oltre l'aspetto fisico. Senz'altro il corpo, il nostro aspetto è importante, ma insieme ad altre cose, ecco. E speriamo che questo... Dica. Sì, la cosa importante è dire sempre, insomma, io dico sempre che gli interventi chirurgici, ma soprattutto la medicina estetica, non serve, diciamo, a stravolgere o a togliere 10 anni, ma serve soltanto a portare bene la proprietà. Questo, diciamo, è il consiglio che do sempre: stravolgere un viso, gonfiarlo di acido ialuronico, che poi vediamo, gonfiare eccessivamente delle labbra, chiaramente vai fuori dai canoni della chirurgia plastica, dove quello che, diciamo, noi abbiamo fatto 5 anni di specializzazione, però molte volte ci sono i non specialisti che fanno il corsetto in Brasile, da qualche parte, e vanno, diciamo, liberi perché il costo di introdurre 6 fiale di acido ialuronico chiaramente è molto più alto di quello di fare fatto una fiala di acido ialuronico. E quindi, diciamo, il consiglio è: amiamoci per quello che siamo, tanto siamo sicuri che il dottore Resta non resterà disoccupato, questo è sicuro. Allora ringrazio i nostri ospiti, quindi grazie a Paolo Murabito, direttore di anestesia e rianimazione del Policlinico Rodolico San Marco di Catania, grazie al dottore Maurizio Resta, presidente della SICPRA, la Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, e grazie alla dottoressa Valentina Gentile dell'Istituto di Psicoanalisi di Gruppo, e grazie naturalmente anche a voi che ci seguite da casa.